Amministrativo tra un'associazione di cavatori e la regione, portato nelle aule del TAR, che ha dato ragione a questi privati e quindi la regione ha dovuto correre. Ci sono già 2 sentenze negative per la regione e quindi ci sono stati dei tempi fissati dal TAR entro i quali la regione deve approvare il piano cave. E quindi abbiamo un termine del 23 marzo per approvare anche il piano cave, e quindi adesso dobbiamo prima approvare la legge sulle cave e dopo, una volta pubblicata sul BOR, si potrà anche approvare il piano cave. È un po' una maratona. Più di 60 gli emendamenti che voi avete presentato. Sì, abbiamo presentato molti emendamenti perché consideriamo questo testo non positivo del tutto, migliorabile, non al passo dei tempi, e quindi vogliamo innanzitutto prevedere almeno il 30% di materiali per le grandi opere che derivino da materiali di recupero, in modo da evitare di andare a scavare sempre e comunque ghiaia e sabbia, visto che ci sono molti materiali inerti a disposizione. Poi vogliamo tutelare maggiormente la falla acquifera. Abbiamo avuto in questo ultimo periodo dei gravissimi casi di inquinamento delle falde acquifere in Veneto. Abbiamo sempre meno acqua potabile e quindi vogliamo che tutte le cave che sono sotto falda vengano messe in sicurezza e non si scavi più sotto falda. Sotto falda vuol dire scavare e scavare dentro l'acqua, cioè portare a nudo la falda acquifera con tutte le conseguenze che ciò comporta. Nel tempo ci sono stati anche casi dolosi di inquinamento dove hanno sversato addirittura dei rifiuti dentro i laghetti, i cosiddetti laghetti delle cave. Se resterà così, sono i comuni a rischiare di uscirne danneggiati. Sì, un'altra delle cose che proponiamo è dare maggiori possibilità ai comuni di decidere in merito a queste cave. Dovete pensare che l'attuale legge che verrà abolita dava il potere di veto alle province per quanto riguarda nuove cave e ampliamenti di cave. Le province non avranno più questi poteri che non avranno nemmeno i comuni, quindi ci sarà un accentramento di potere da parte della regione. Ecco che chiediamo che i comuni possano almeno decidere dove localizzare le cave all'interno degli ambiti estrattivi, prevedere delle misure di sicurezza, ad esempio da monumenti storici, da ville venete e quant'altro che ha un valore culturale e storico all'interno del loro comune, e far sì che questi comuni possano dare delle prescrizioni, ad esempio a tutela della viabilità comunale, che spesso è molto sofferente dell'attività di cava. Ha parlato della riduzione delle sanzioni in particolare. Poi naturalmente interveniamo anche sulle sanzioni, perché finalmente alcuni anni fa si era arrivati a dire ad ogni metro cubo che scavi tu devi pagare il valore moltiplicato per 6 di quel metro cubo. Adesso c'è stata una modulazione a scaglioni a seconda delle quantità di ghiaia o sabbia che viene scavata illegalmente, aumentando appunto le sanzioni. Però per quanto riguarda le quantità minori si è passati da 6 volte tanto il valore al valore, quindi si è abbassato di 6 volte la sanzione. Noi vogliamo partire dall'attuale legge, cioè da 6 volte tanto il valore del materiale estratto abusivamente in su, e quindi questa riduzione delle sanzioni prevista non ci va bene.